Seconda corsa, il confronto più affollato della serata, un miglio per cavalli di categoria G. 13 dietro l'Autostard, Zea, Brufenoil, Argentina Lux, Solly Molly, Rigoletto Jet, Uranio Griff in prima fila, Belba Buggins, Xenox B, Emily Pan, Voltaggio, Brigliadoro, Borea Gall in seconda, Baltic Mabel FM in terza fila. Corsa abbastanza incerta con Emily Pan che chiude comunque favorita, numero 9 dello schieramento, Michela Rossi in sediolo. Macchina che stacca con la velocità, l'errore di Grufenoil, mentre Holly Molly cerca di sopravanzare Argentina Lux che si oppone. Squalificato. Partita con cautela Zea. Sulla curva sbaglia proprio Zea. E così all'esterno insiste. Numero 1 Zea squalificato. Numero 8 Xenox B squalificato. Squalifica intanto anche per numero 4 Holly Molly, quella di Holly Molly che squalificato. cercava di avvantaggiarsi, e così Argentina Lux in vantaggio nei confronti di Uranio Griff dopo 400 metri completati in 29,8. Argentina Lux, Uranio Griff, poi più indietro vediamo Voltaggio. Cavalli sulla piegata che completa i primi 600 di gara in 46,2. E ora davanti alle tribune si presenta in vantaggio Argentina Lux, seconda posizione per Uranio Griff, all'esterno Voltaggio si trascina Emily Pan, poi lungo la corda in terza posizione Rigoletto Jet. Più indietro vediamo Belba Buggins, intanto un parziale in 15,5 e si arriva così a completare i primi 1000 metri di gara con Argentina Lux che li percorre in 1,17,1. All'esterno ora Voltaggio cerca di prendere sotto tiro la battistrada, si trascina Emily Pan, contatto Uranio Griff, insiste Voltaggio, attacca con decisione a 400 metri dal palo e i due di testa prendono qualcosa di vantaggio. Emily Pan però rimane lì a contatto e sposta in terza ruota a 300 dalla conclusione. Voltaggio intanto si sta liberando di Argentina Lux, ma deve vedersela con Emily Pan. Emily Pan viene decisa su Voltaggio che ha preso la testa. Voltaggio in testa all'ingresso addirittura d'arrivo. Emily Pan ci prova, Voltaggio ancora 2 lunghezze di margine. Si ingamba Emily Pan, ma non è bellissima di camminata, deve accontentarsi probabilmente. E Voltaggio viene a vincere su Emily Pan, mentre al terzo posto finisce Rigoletto Jet. 1,15,1 con 29,3 a chiudere la vittoria per Voltaggio e Guido Gnoffo, a segno con tambureggiante percorso di testa. Andiamo a rivedere le fasi finali con Voltaggio che respinge ancora chiaramente Emily Pan. La vittoria quindi per Guido Gnoffo, Alessandro Baldi al training per conto del signor Guido Gnoffo.